Scusi, lei ha conosciuto Ferone Giuseppe? No, Ferone Giuseppe era uno del Gran Cappello. L'ha conosciuto oppure no? No. No. Ferone Giuseppe era anche si serviva anche nel mio negozio di fiori, una volta si è fatto fare da mio padre dei fiori, però non c'ero in quell'occasione. Lei sa che tipo di attività illecite faceva il Ferone? No, so che era nel Gran Cappello, so che era uno abbastanza pericoloso, uno che si cercava di eliminare, diciamo che nelle nostre solite riunioni si parlava più o meno a chi eliminare, e questo era uno di quelli che si cercava di eliminare. Assieme a tipo un altro da eliminare era Bassamo del Barcapone, questi. Lei sa se avesse qualche soprannome? Pippo Ferone, Camisella. Questo abitava nelle case popolari comunque nello stesso stabile ci abitava il mio ex socio dell'autosalone Francesco Anastasi. Scusi, lei ha parlato di Cammisedda. Sì. Conosce una persona che invece si chiama Cammisa? Non mi ricordo. Eugenio Galea? Sì. Quando l'ha conosciuto? Eugenio Galea mi fu presentato da Aldo Ercolano, io ero insieme di Libertà, e mi fu presentato nell'agenzia, mi sembra sì, eravamo nell'agenzia di piazza che si va verso Nell'agenzia di piazza? della stazione, sì, non mi ricordo come si chiama questa piazza. Comunque un'agenzia gestita dalla famiglia Ercolano di trasporti, non mi ricordo. Mi fu presentato là dentro da Ercolano come uomo d'onore. 88 mi sembra che. Comunque io ero insieme di Libertà. E di che cosa si occupava nell'ambito dell'organizzazione? Guardi, lui allora quando l'ho conosciuto io non era ancora rappresentante provinciale. Poi diventò rappresentante provinciale e lui era quello che andava fuori a sbrigarsi, diciamo, la cosa con i forestieri, a portare a Catania o Catania a mandare a dire cose fuori. Spesse volte lo incontravo da Tuccio, nella zona dove Tuccio aveva il casificio, nella zona di Sicunella, andavamo a prenderci il caffè assieme in un bar là vicino, dove io, Tuccio, Enzaiello e Eugenio Galea e Giuseppe Pogoana, c'era quella volta, siamo andati a prenderci un caffè anche in questo bar. E quindi questo ruolo che lei dice di rappresentante provinciale, quando gli venne affidato? Credo dopo, non troppo tardi dal momento che l'ho conosciuto, dopo un po' di mesi sentì sta cosa, dopo qualche anno, non molto distante. Ma lei sa lui si lamentava spesso con me in quanto era sempre stanco, mi diceva tipo oggi vengo da Palermo, sai, sono stanco, sono qua, sono là, era sempre stanco, sempre. Cioè lui si recava a Palermo per che cosa? Per andare a incontrare, magari non me lo diceva per serietà, però comunque andava a incontrare i palermitani. Lei sa com'è che il Galea si è avvicinato alla vostra organizzazione? C'è la sua storia, la conosce? No, non la conosco. Cioè lei all'improvviso lo incontra in questa... Sì, con Aldo Ercolano e mi rappresentava. Mi ricordo, se di prima non mi ricordo, credo che la prima volta l'ho visto in quell'occasione. Di reati
commessi dal Galea, dico a parte il fatto di essere uomo d'onore? No, non ne so. Giammuso Francesco. Sì. Giammuso Francesco faceva parte del gruppo di D'Agata Marcello. Da quanto tempo lo conosce e come fa a sapere che fa parte del gruppo di Marcello? Lo conosco da molti anni, Giammuso fece parte anche lui alla rapina della Posta, lo conosco da molti anni, credo dal 1982-83, nell'occasione della guerra che ci doveva essere con il Torribillera, lui fu presente anche nella mischia dove eravamo tutti riuniti in una casa, in una campagna, in una campagna di Belpasso, dove il Mappassotto stava spesse volte allora alla latitante, e quindi già da allora lui faceva parte dell'organizzazione con Marcello. Dico, a parte la rapina alle poste centrali, di altri reati ne ricorda? No. Sa che tipo di attività lavorativa svolgesse? Lui si era messo in società con Pistone, Franco Pistone, nel biliardini, queste cose, macchinette, videogiochi, queste cose. E dove erano queste macchinette? Cioè, avevano qualche Sì, sala? Una l'avevano di fronte il mio autosalone in piazza, che in questo momento non mi sovviene il nome, di fronte la standa che abbiamo anche noi incendiato. Sotto il palazzo dove abita Nino Di Ciardello, cognato di Maggio. Ecco, ma mi faccia capire, questi videogiochi com'erano? Cioè, erano dei giochi? No, c'erano anche i poker, i videogiochi noi non ci interessavano, il nostro interesse era nel videopoker, il gioco d'azzardo, Là erano le entrate abbastanza... Ecco, ma loro il Giammuso che cosa aveva? Videogiochi di che tipo? Il poker, videogiochi. E lo gestiva personalmente, voglio dire, era un'attività, il profitto di questa attività era suo esclusivo e del Pistone? Sì, mi sembra di sì. Quindi di altri reati? No, io lo incontrai nell'87 nel carcere di Piazza Lanza assieme all'altro imputato, un certo Turitigna, che loro furono arrestati nella circonvallazione di Catania dall'ispettore Lizio per estorsione. Lei sa quale fosse il vero nome di Turitigna? No, non mi ricordo. Quindi erano stati arrestati per che cosa? Per un'estorsione? Sì, per un'estorsione. Fatta ai danni di chi? Non mi sto ricordando, però mi ricordo che furono arrestati dentro una cabina telefonica dall'ispettore Lizio e condannati a primo grado circa 8 anni e qualcosa a testa, e poi in appello sono usciti a sotto. Il periodo di questo arresto? Nell'87 io lo incontrai nel carcere di Catania, era gennaio 87 e lui era stato arrestato da un po' di mesi nell'86. Conosce Grillo Antonino? Antonino Grillo, io conosco Grillo e quelli che vendono, che hanno come traslochi dentro il porto di Catania, i fratelli Grillo. Sa se hanno un soprannome? Sì, uno in particolare, Pacchio Modro. E chi di questi fratelli? Quello più piccolo, Questi erano molto vicini a Carletto Campanella, e trattavano questo trasporto di marmi nel porto di Catania. Ragazzi, Cioè, e quanti sono questi fratelli?
Guarda, due li conosco, due. Il nome non li sa? No, non mi ricordo. Hanno avuto qualche, ricorda se c'era qualche altro fratello, parente? No, due me li ricordo, altri non ne ricordo. E quindi erano inseriti nell'organizzazione? Sì, nel gruppo di Carletto Cammarella. Lei ha detto che lavoravano nel settore del trasporto di marmi. Sì. E ha detto che lavoravano nel porto di Catania. Lavoravano anche in altri porti che lei sappia? No, il porto di Catania lo so, in altri porti non lo so. E di che cosa si occupavano, a parte di questa attività di autotrasportatori? Spacciavano anche droga, non erano clienti miei, però sapevo che spacciassero droga. E come fa a saperlo? Lo so, perché, sempre ripeto, perché nel nostro chi vende droga sa chi vende droga, ma anche perché a volte involontariamente lui potrebbe levare un cliente in me, questo lo porto come paragone, o io a lui, e magari si sa in questi casi. E poi tutti e due i fratelli che conosco io gli piacevano i cavalli, ci incontravamo spesso nelle corse clandestine e nelle scuderie. Con tutti e due i fratelli eravamo contro come cavalli. Quindi dei Grillo che conosce, inseriti in organizzazione criminale, lei conosce soltanto questi fratelli? A uno dei fratelli gli ho venduto una macchina nell'autosalone e lo incontravo spesse volte nell'autosalone anche. Lei conosce il padre di questi? No. Lei ha parlato di Frangulongo. Sì, guardo Francesco. Quando lo ha conosciuto? L'ho conosciuto, mi ricordo se era un dicembre del 88-89, no, forse anche prima. Molti anni fa comunque l'ho conosciuto. L'ho conosciuto assieme a Massimino Salvatore e così l'ho conosciuto. Lei sa se è inserito in organizzazioni? Sì, lui da Don Sebastiano e Colano. Lei mi pare che, anzi sono sicuro, ha detto che quando ha conosciuto il Guardo già faceva parte al Sebastiano e Colano. Di che cosa si occupava? Lui droga solo. Soltanto di droga? Sì. Lei sa da chi si riforniva il Guardo? Lui andava a Milano a rifornirsi, non so dove, ma mi diceva sempre che andava a Milano, il modo come portava la droga era in un camion, con un sottovuoto fatto sotto il camion, e andava sempre spesso a Milano a rifornirsi là. Sa indicare episodi specifici relativi a questo trasporto di droga e specificare che tipo di droga? Lui trattava sia cocaina che eroina, tutte e due cose. Il periodo? Il periodo da quando l'ho conosciuto io già lui spacciava. Cioè, ha detto, mi scusi, fin quando l'ho lasciato che spacciava. Da quando l'ha conosciuto? Credo tra l'88, sì, 88-89. E sa a chi, cioè lei sostanzialmente ha avuto rapporti di che genere a proposito della droga? Cioè lei comprava da lui? Sì, io compravo da lui. Non è mai successo il contrario? No, io sempre da lui compravo. Lui veniva a casa mia, stavamo assieme, si parlava sempre di droga, io le davo degli assegni. Insomma c'era un rapporto abbastanza buono, che anche nei pagamenti non era uno, diciamo, insomma c'era un buon rapporto e dava lo spazio per lavorare.
Che significa dava lo spazio Se per uno magari ritardava, insomma, lui non tanto si lamentava, era il Sebastiano che pressava lui, che lui sotto veniva e mi diceva, sai, Sebastiano mi fa premura, e allora giustamente io gli davo i soldi Lei il sa più possibile. a chi altri il guardo vendesse droga? Innanzitutto la vendeva così Guardi, lui è venduto a me, a Piero Puglisi, a Carmelo Cangagnolo, un po' a tutti vendeva. Samperi, conosce Gutta Bruno? Sì. Bruno era uno che gestiva bische clandestine di sciamè. Sa se il Gutta fosse o meno inserito in qualche organizzazione? Di Gutta era, come organizzazione, diciamo, era molto vicino ai Ferrera. Quale bisca gestiva? Lui gestiva una bisca a San Giovanni la Punta assieme al padre, che poi il padre morì, lasciò, diciamo, tutte queste cose a lui. Non mi ricordo come si chiamava questa bisca. Una bisca comunque abbastanza grande, bella, buona. Samperi, Le cupole si chiamava. le cupole. Può spiegare come era organizzato il gioco in Il questa gioco era bisca? organizzato che alle cupole erano 3 le quote che facevano a fine campagna, dove andava una a Netto Santa Paola, una alla famiglia Gutta e una ai fratelli Ferrera. Qual era il periodo in cui si avevano le giocate? Si iniziava di solito nel fine novembre o la classica era dall'8 dicembre. Dall'8 dicembre fino a, diciamo, al 10 gennaio, così. Però di solito si iniziava prima, anche perché poi iniziò la concorrenza fra me e lui, diciamo concorrenza, che però giustamente lui aveva i suoi giocatori, aveva i miei, però cercavamo di non farci scappare né io né lui i giocatori, e si iniziava prima. Senta, c'era qualcuno che finanziava queste giocate? Guardi, sì, per iniziare ci vuole sempre un capitale. Quindi io le posso dire, da parte di quella che gestivo io, allora facevo che iniziavo non con tanto capitale, ma andavo tipo da Aldo Ercolano, Campanella, da Piero, da tutti questi qua, e mi facevo dare 15.000 a testa per fare un fondo cassa, perché si deve iniziare con del contante. Approssimativamente quant'era il fondo cassa prima Ma si dell'inizio? iniziava con 150, con questi, diciamo, di solito. Mentre lei ha parlato di quote, come vi era un criterio per la suddivisione delle quote? Guardi, io, la mia, le quote le facevamo, vero, io, Nitto Santa Paola le mandavo la quota, Mappassotto le mandavo la quota, Carletto, Aldo Ercolano, mio cognato Candragnolo, c'era una quota che l'aveva una ottava assieme, se non mi ricordo male, assieme a Pinocchio di Leo, questi eravamo. Senta, il criterio per fare le quote era un criterio così lasciato che stabiliva lei stesso, oppure vi era una percentuale che in ogni caso veniva assegnata? No, si facevano, eravamo 10 quote, quella era la... Come si facevano a calcolare? Ah? Si faceva? Come si faceva a calcolare la quota? A catturare la quota? Lei ha parlato di persone che finanziavano il gioco all'inizio Sì. di ogni giocata. Ora, nella ripartizione delle quote si teneva conto delle persone che avevano finanziato? No, appunto, da parte mia non c'era chi prendeva di più, chi prendeva di meno, le quote erano più uguali. Da Gutta si facevano 3 quote, e quelle erano le quote, una andava a Santa Paola, una a Gutta e una ai fratelli Ferrera. Lei come lo sa questo? Ma lo so perché, insomma, se uno che gestisce la stessa cosa lo sa, le quote come andavano, come non andavano. Lei quando parla di Gutta a chi fa riferimento in particolare? Al padre è morto, nel momento che è morto il padre è Bruno, perché Bruno fu quello che poi prese tutti i retini e fece la giocata a Catania anche lui, come lo faceva suo padre. Da quando il Bruno Gutta prese le redini? Guarda, credo sia stato nel 91-92, ha preso
Nel 92 già sicuro lui già faceva la giocata abbastanza elevata. Lei sa quanto ammontavano le quote alla fine della giocata con riferimento? Io devo dire all'incirca come incassi. Una volta mi ricordo che sta parlando però per la sua gestione. No, mi ricordo che una volta Guttà addirittura battuto il record dove fece un incasso di circa 3 miliardi di cagnotta chiamata. Solo che parte risultò, diciamo, carta, nel senso che erano molti assegni postatati che poi man mano i fratelli Ferrera riuscivano a prendere con le minacce, eccetera. E parte con Dandi, però allora ci furono anche delle lamentele in quanto lui ammazzò, diciamo, un po' il gioco perché i giocatori li ha distrutti. Infatti man mano i giocatori per riprendersi ci è voluto del tempo. Poi di solito l'incasso era ogni anno dai 600 ai 700, dipende dalla campagna che mandava, dai 400. Senta, com'era possibile che vi fossero assegni? Sì, perché il giocatore in una bisca clandestina può giocare postadato e colfito, quindi se perde 100 milioni può pagare parte a vista, parte postadato. Questi sono i giocatori, diciamo, fidati, che uno sa che può dare del fido. Cosa vuol dire giocatore fidato? Fidati vuol dire dei grossi commercianti, delle persone, diciamo, che potevano pagare. Vi era un criterio per l'accesso a queste bische? Un criterio in che senso? Nel senso chiunque poteva entrare in queste bische? No, guardi, nella mia, come pregiudicati, non faceva entrare nessuno. Viceversa nel Guttà entrava chiunque. Da me c'è anche la testimonianza che una volta mi fece l'assalto all'ispettore Rizio e di pregiudicato trovò solo me e Giuseppe Pocoana. Quindi tutte persone, diciamo, commercianti, persone che lavoravano onestamente con le proprie attività. Che tipo di gioco si praticava alle cupole? Lo scemen. Solo lo scemen? Sì, la base era quella, poi durante la giornata, la sera, si faceva il pokerino, la scala 40, ma quella era, diciamo, per riunire tutti i giocatori. Solitamente, che lei ricordi, erano appartenenti all'organizzazione del Santa Paola che curavano il club delle cupole? No, non c'entrava nessuno dell'organizzazione Santa Paola, i fratelli Ferrera ci andavano. E come mai andava Anzi, ora che ricordo, una volta in una mia giocata è venuto Aldo Ercolano assieme a Franco Salaro a giocare. Però non proprio nel club, ma nella casa dove io spostavo spesse volte la sera, all'improvviso io sceglievo una casa e si spostavano tutti i giocatori in quella casa. Quando il pubblico ministero ritiene facciamo sì, breve sospensione. Completo questa posizione? Sì. Samperi, come mai allora veniva data questa quota al Santa Paola? Perché Santa Paola, a Catania il gioco, diciamo che è stato intermedio tra i Ferrera e Santa Paola e quindi a Catania non si giocava se non ci fosse Santa Paola di Ferrera. Io per fare questa bisca abbiamo avuto dei problemi assieme a Tuccio, a Piero Puglisi, in quanto lui non fosse tanto favorevole per fare io questa bisca. Allora parlai anche con Aldo Ercolano, insomma. Ci hanno detto di sì, ma con, diciamo, il sorrisino un po' in che ironico, senso, Samperi? Chiedo scusa, non ho compreso quest'ultima parte del suo discorso. Santa Paola, diciamo che era un po' contrario che io facessi questa bisca, in quanto il gioco lo devo gestire solo lui e Ferrera, e quindi abbiamo avuto dei problemi, io, Tuccio, Piero Puglisi, a costruire questa giocata, perché in effetti, diciamo, che era come se noi entravamo in concorrenza con lui.
solo che lui era in quota anche, non metteva il capitale, ma i soldi si riprendeva quando finiva la campagna. Senta, non ho però ben compreso come mai il Santa Paola, sì, lei ha detto è iniziato il gioco con i Ferrera, come mai il Santa Paola si prendesse la quota dal Guttà? Perché appunto, perché il gioco a Catania lo doveva fare solo Santa Paola e Ferrera, e quindi lei sa se il Bruno Guttà si conoscesse con il Santa Paola Benedetto? no, non credo. E allora chi provvedeva poi a consegnare la quota destinata Se al non Santa mi Paola? ricordo male era Decolano che si provvedeva, con i Guttà andava da Decolano e provvedeva a Decolano. Come lo sa che il Guttà andava Detto da Guttà che una volta parlando mi disse che appunto si incontrava con Decolano, da lì ho capito che era già il suo contatto con la Chiesa di Santa Paola era Decolano. Questo in che epoca glielo disse? Sta parlando del Guttà Bruno? Bruno, sì, sì. Questo me lo disse quando lui, diciamo, iniziò a giocare da solo, diciamo. Senza il padre, con la morte del padre. Che lei sappia vi erano altre bische? Sì, c'era Costanzello che faceva il gioco, io e Guttà, dalla nostra, diciamo, organizzazione. Lei sa se a Piganello vi erano bische? Quella non era Scemen, quella era la zecchinetta, facevamo, il classico gioco siciliano, diciamo, la zecchinetta. E da chi era gestita quella? Quella era gestita dal gruppo Campanella e poi hanno fatto anche una fusione con il Guttà dove si giocava prima a zecchinetta e poi si spostava tutto allo Scemen oppure viceversa. Ma dove? A Piganello? Sì, a Piganello sulla via Duca degli Abruzzi c'era una bisca fatta con la doppia porta come di solito si fanno, diciamo. Si può ritirare, signor Sanderzo? Un momento, aspetti. Per favore. Dovrebbe chiamare qui. Samperi, chi è Iannone Maria? La mia ex moglie. Che lei sappia, la Iannone Maria aveva parenti inseriti nell'organizzazione del Santa Paola? Pappalatto Salvatore. Illuminato Roberto lo conosce? Illuminato Roberto dovrebbe essere un ragazzo che lavorava in ospedale, mi sembra. In che senso lavorava all'ospedale? Sì, se non mi ricordo male era un ragazzo, un infermiere del Garibaldi. Illuminato Roberto? Sì. Non mi sto ricordando questo. Indelicato Fortunato lo conosce? Non mi ricordo. Leanza Michelangelo? No. Senta, lei ha menzionato un tale Robertino. Sì, Robertino è illuminato, Roberto. Ma questo come lo sa? È una sua... No, lo so che lo conosco abbastanza bene, lo conosco. Robertino fa parte del gruppo di Campanella. Ricorda in che occasione ne ha parlato il Robertino poc'anzi? Con il Robertino ne ho parlato nei miei vecchi verbali, lo chiama come che gestiva una Vespa di questa Spazio, una 1 bianca, che fu partecipe all'omicidio di Scaffili assieme a Filippo Marciande. Senta, lei ha avuto rapporti con il Robertino? Rapporti di frequentazione o per attività? Sì, lui era molto, diciamo, vicino a
parte di compagno di gruppo vicino a Giovanni Gomez. E lui trattava la droga assieme a Giovanni e tutto il gruppo Campanello. Senta, lei ha avuto rapporti diretti per gli stupefacenti con il Robertino? Ma ci sono stati dei scambi di favore più di una volta con questi ragazzi, le ripeto, se loro mancava del fumo glielo davo io, viceversa, più di una volta c'è stato questo scambio sia con lui che con Gomez. In che periodo si è avuto questo scambio? Ma tra il 90 e 91. E esattamente si trattava di fumo? Il fumo più di una volta ci facevamo queste cortesie. Ha trattato altre attività Loro stupefacente oltre il loro fumo? trattavano la cocaina e anche l'eroina. Ma lei ha avuto rapporti diretti per la cocaina? Ma credo sì, qualche volta sempre per questi scambi. Lei ha acquistato No, e quindi è stato sempre il Robertino che è venuto a prelevare da lei? no, ma non è che si acquistava. Lei sta parlando di scambi, per questo sto Sì, cercando di capire. infatti, se io gli davo 10 kg di fumo e lui mi ripagava gli stessi soldi dell'acquisto, anche perché lui sapeva quanto costavano 10 kg di fumo. Perché diciamo che il fornitore era sempre quello, di solito, che forniva sia me che loro. Era un getto magno che poi ho letto sul giornale che è stato ammazzato a Catania negli ultimi periodi. Cognato di un certo Gino Zappalà di Picanello. Quando è stata l'ultima volta che ha incontrato in stato di libertà il Robertino? Ma Robertino lo incontravo spesso, diciamo, perché io a Picanello ci scendevo quasi tutti i giorni e quindi nel 92 l'ultima volta ci siamo visti, sia nella bisca che loro gestivano a Picanello. Longoalfio lo conosce? Longoalfio? Sì. Longoalfio, sì, se non mi ricordo male Longoalfio dovrebbe essere, se non mi ricordo male il gruppo Razzo Pino dovrebbe essere. Sa se questa persona ha soprannomi? Non mi sto ricordando come lo chiamo, Alfiedro, forse Alfiedro. Longo Santo lo conosce? Longo? Santo. No. Lei ha menzionato nel corso del suo esame la torrefazione Lorrè. Sì. Lei della famiglia Lorrè quante persone ha conosciuto? Ho conosciuto il padre, proprio Filippo Lorè, e il figlio, se ne chiama Giuseppe. Come si chiama il figlio? Mi sembra Giuseppe, non mi ricordo male. Una volta siamo stati assieme a Torino a guardarci una partita della Juventus, siamo stati a Casino, niente di, diciamo. Con chi? Con il figlio? Con il figlio di Lorè, sì. Il Lorrè Filippo apparteneva all'organizzazione, che lei sappia, della Santa Paola? Non proprio, diciamo che era lo zio di Campanella e già era tutto, però non proprio, diciamo, che partecipava all'organizzazione. Il Lorè faceva anche l'usura, però diciamo che non proprio non partecipava, diciamo, come potevo partecipare io o qualcun altro nell'organizzazione. Dico questo perché una volta, dico che faceva l'usura perché una volta andando io a cercare a Carletto lui mi
mi fece sedere nel suo ufficio e davanti aveva un mazzo di cambiali a segni di Litico Matteo e metteva sempre interessi, insomma, poi discuteva questa cosa di Matteo e si lamentava su Matteo che non pagava né interessi né tantomeno rientrava di quella cifra che era una grossa cifra. Ricorda quant'era la cifra? Mi ricordo 100 milioni, qualcosa del genere. Senta, che lei sappia, lo re Filippo come curava il recupero, diciamo, delle somme eventualmente date ad usura? Guardi, non lo so, però essendoci in Campanella, insomma, non è che aveva motivo di andare a Trui a cercare persone per recupero. Questa però è una sua considerazione? Sì, sì, certo. Lei conosce Santo Nicotra? No, non mi ricordo. Pippo Urzì? No, non credo. Senta, lei ha fatto riferimento al locale Paradise, ricorda? Sì. Lei sa chi si occupasse della gestione? So che Campanella aveva delle quote, o 2 o 3, non mi ricordo, e con altri soci in questo bar. Chi se ne occupava personalmente non lo so. Senta, lei vi si è mai recato al Paradise? Sì, assieme a Campanella, a Del Colano e la Barbera, la Caffè Barbera di Messina. Senta, lei ha conosciuto il personale o qualcuno del personale che lavorava al Paradise? Sì, c'era uno che mi sembra che era socio addirittura. Non ricorda come si chiama questa persona? No, questo non lo ricordo. Socio di chi? Della società che c'era, in queste quote che c'erano a Paradise. Quindi socio con il Campanella, intende? Sì. E questa persona, che lei sappia, in che rapporti era con l'organizzazione? No, non ne aveva rapporti, era diciamo un socio in questa società e basta. Io non l'ho mai visto attivare nell'organizzazione. Lei sa se vi fossero rapporti fra il Filippo Lorre ed Alfio Rofino? No, non lo so. Sì. Lei ha mai conosciuto o sentito parlare di una persona chiamata Uzzuturi Piazza? Sì. Chi è questa persona? Questo era un nemico di Alfio Ragusa. Io lo incontravo sempre nella concessionaria Renault da Alfio Ragusa. Il Piazza? Questo faceva l'usura alla grande, diciamo. Dico questo perché Alfio Ragusa mi diceva tutte queste cose, perché io andavo spesse volte alla Palme Car di Alfio Ragusa e giocavamo a scopa, a carte assieme, e lui mi diceva di sua Piazza che si lamentava perché era uno che ammazzava le persone con quest'usura, e in più... Presidente, opposizione, prima che completo il suo discorso, sto Piazza non è imputato, credo non faccia parte del gruppo degli imputati, quindi non ho motivo di fare queste domande. Si rigetta l'opposizione, può proseguire. E in più mi ricordo che aveva dato dei soldi, mi sembra, anche ai commercianti di abbigliamento, mi sto ricordando, di Mister Bianco, che ora non mi sto ricordando chi sono.
Senta, lei ha menzionato l'Itrico. Sì. Quando l'ha conosciuto il Litrico? Il Litrico l'ho conosciuto molti anni fa, innanzitutto mi sono preso la patente da lui quando ho compiuto 18 anni, poi man mano c'era mio fratello che vendeva droga, per esempio lui aveva un figlio che si serviva da mio fratello per droga e c'erano sempre problemi per soldi che non pagava e quindi spesse volte interveniva il padre per questi soldi. Poi l'ho conosciuto che una volta che lui si era presentato alle elezioni e io sono stato nella sua villa assieme a mio cognato Francognolo a Foti, in questa sua villa che aveva tra Figarazzi e Cannizzaro. Così ho conosciuto lei. Senta, ricorda se il Filippo Lorre ebbe mai a dirle qualcosa in merito al recupero delle somme del Litrico, oltre quello che lei ha menzionato? Guardi, mi ricordo che Lorre era molto seccato verso l'Itrico, bestemmiava, parolacce, lei era proprio con l'Itrico, non mi ricordo se mi ha detto qualcosa per il recupero. Senta, lei quando è stato sentito dal pubblico ministero in data 1 ottobre 1993, ore 10:45, sul punto ebbe così a dichiarare, chiaramente vale come contestazione, successivamente agli anni 88-89, di modo di apprendere da Filippo Lorre che il Litrico Matteo gli dava dei problemi, in quanto avendo ottenuto prestiti di denaro ad usura ritardava sempre i pagamenti. Sì. Filippo Lorre, aggiunge poi, mi disse che aveva intenzione di dare una lezione al Litrico per il comportamento tenuto. Sì, perché... Ricorda di aver riferito queste cose? Sì, in effetti era molto seccato verso l'Itrico, infatti bestemmiava, mi diceva delle cose che magari... Sì, in effetti è così. Lei ha idea di come, perché poi poc'anzi a un'altra mia domanda aveva detto che si trattava di una considerazione la sua che non ha bisogno di nessuno perché aveva il Campanella, ma certo, che lei sappia, il Filippo Lorre si è poi attivato... Presidente, il Campanella risponde in altro procedimento che è già in corso per questi episodi, quindi formulo opposizione. Sì, ma non stavo ponendo la domanda sul Campanella. Sulla premessa comunque che c'è opposizione. Beh, la premessa è una risposta data dal Samperi. Fra l'altro ho precisato che si trattava di una considerazione. Stiamo trattando dell'imputato Lorre, mi pare, Lorre sì, Filippo, sì. Quindi si rigetta l'opposizione, può proseguire. Io volevo soltanto chiedere, al di là della premessa fatta, se lei ha cognizione, se poi in effetti il signor Lorre si sia attivato così come aveva prospettato nei confronti del Litrico. No, non lo so. Lei ha detto di essersi recato quasi giornalmente presso la torrefazione Lorre. Sì. Può specificare l'arco temporale in cui vi si è recato, Samperi? Io ci andavo da quando Colletto fu fatto capodecina, dall'88, anche quando ero in Zona Libertà ci passavo quasi tutti i giorni. Perché il nostro compito era che passare tutti i giorni da capodecina se avesse bisogno di noi o sbrigarci qualcosa. Ricorda se e nel caso quali persone appartenenti all'organizzazione del Santa Paola ha avuto modo di incontrare lì? Ma lì si incontravano tutti i giorni, tra di noi ci incontravamo tutti i giorni quasi. A giro perché si stava 10 minuti o mezz'ora o un'ora, dipende dal discorso e via. Quindi incontravo Natale, o incontravo Pappalardo, o incontravo Piero, insomma si incontrava tutti. Ricorda in quali orari solitamente si recava presso la torrefazione Samperi? Guardi, di solito era il pomeriggio, di base era il pomeriggio, ma anche di mattina, se ci passava Carletto stava sempre là.
Ricorda se vi si è recato nei giorni festivi? No. Cioè in giorni in cui era chiusa la torrefazione? No, il giorno chiuso no. Aspetta un attimo. Lei, Samperi, ha fatto riferimento a un episodio particolare, cioè quell'episodio relativo a quando voi aspettavate la visita di Marchese per ucciderlo, ricorda? Sì. Che lei ricordi, vi sono stati altri episodi similari? In quell'occasione si doveva fare Marchese, altri episodi non me li ricordo. Ricorda se in occasione di incontri con il Campanella o con altri presso la torrefazione Lorrè siano mai state prese delle decisioni per eventuali azioni delittuose da portare a compimento? Di là quando si andava alla Campanella. Presidente, si tratta di fatti comunque delittuosi, non riguardano questo processo. Beh, delittuosi, omicidi, rapine, estorsioni ed altro. Può rispondere? Quando si andava a letto si sentiva di tutto, non ti posso dire. E lui quando ci andava per dire, lui mi disse Terlizio, per interessarmi, per sapere gli spostamenti dell'ispettore Rizio, fu nella torrefazione, come questo, come altri, che magari in questo momento non mi ricordo. Senta, lei conosce un certo Alfio Giamma? Alfio Giamma è uno di Belpasso, tra Paternò, come Terreno e Belpasso. Chi è questa persona? Alfio Giamma l'ho conosciuto molti anni fa, era uno del Mappassolo, uno che gestiva un terreno dove aveva degli animali in questa strada tra Belpasso e Paternò. Alfio Giamma faceva parte dell'organizzazione, diciamo, del Mappassolo. Noi scaricavamo da lui dei camion rubati. Negli ultimi anni Alfio Giamma non l'ho più visto, ma nei primi che fece parte del Mappassolo lo vedevo tutti i giorni quasi. Che lui comprava sia carne macellata, scaricavamo da lui dei camion rubati di collettame, insomma, lui aveva dei depositi dove in questo terreno aveva dei vitelli, degli animali. Spesse volte il Mappassolo stava latitante da lui. Senta, lei ha conosciuto Madonia Giuseppe? No. Sa chi è Madonia Giuseppe? Sì. Chi è il Madonia? Madonia Giuseppe è il capomandamento di Caltanissetta, Gela. Madonia lo conosco, diciamo, di fama, di nome, in quanto ho sentito parlare da Tuccio, da altri, dai nipoti. I nipoti chi sono? I nipoti sono Francesco e il fratello Lucio Tuso. E per quanto riguarda i nipoti, sa se gli stessi siano o meno inseriti in organizzazioni malavitose? Certo, il Francesco, uomo d'onore appunto della famiglia di Gela, Caltanissetta, di queste zone, e il Lucio non mi è mai stato presentato come uomo d'onore, però attivava abbastanza con l'organizzazione anche nel traffico della droga. Quale organizzazione? Del Madonia.
Senta, lei sa se fra il Madonia, i nipoti e la vostra organizzazione vi fossero rapporti? Sì, si erano amici, proprio della stessa, diciamo, corrente, diciamo. Lei ha mai trattato affari con i nipoti o con i nipoti, o comunque sì, per persone che si presentavano per conto del Madonia? I nipoti si interessavano, in particolare Lucio si interessava nella vendita di droga a Catania. E Francesco si occupava di cose, diciamo, un po' più sugli omicidi di Gela, Cattanissetta, su queste cose. Lei quando li ha conosciuti? Io li ho conosciuti Lucio e il Francesco li ho conosciuti circa nell'88, sì, nell'88. Io ero in Sena Libertà, il Francesco veniva spesso nel mio negozio di abbigliamento, allora veniva appunto a lamentarsi per il Rambo, il famoso Rambo, il delicato Rosario che dava fastidio nella sua zona, che gli ammazzava ragazzi, eccetera. In che senso veniva a lamentarsi? Veniva a lamentarsi per ammazzarlo, cercarlo, questo in tutti i modi. L'ha detto nella sua zona? Sì, la zona di Gela, Cattanissetta, quella zona. Ma si trattò soltanto di lamentele? No, si cercava di ammazzare questo e che lui sapeva che questo era un catanese, che noi già cercavamo per ammazzarlo e quindi lui spingeva, diciamo, a noi per ammazzarlo perché gli dava fastidio nella zona. Lei sa se il Piero Puglisi avesse rapporti con i Tusa? Piero Puglisi si riforniva di droga nel Madonia attraverso il Tusa. Tusa chi? Gli dico il Lucio perché il Lucio veniva spesse volte a lamentarsi da me nel negozio di fiori, in quanto il Piero Puglisi ritardava i pagamenti, il suo zio le faceva casino per questi soldi. E lui tutti i giorni passava da me anche perché lui aveva una ragazza che abitava vicino al negozio di fiori e quindi automaticamente passava la mattina, il pomeriggio e la sera, si fermava sempre a parlare. Come si chiama questa ragazza, lo ricorda? Si chiama Alba Maria questa ragazza. Successivamente lei ha avuto modo di parlare con il Puglisi di queste lamentele? Io andavo da Puglisi e gli dicevo che Lucio veniva tutti i giorni da me e che si sbrigasse a dargli questi soldi. E il Puglisi? E il Puglisi faceva bene, non ti preoccupare e poi ci vado io, ma il Puglisi ritardava e sempre il Lucio veniva da me. Poi con lo stesso Lucio mi ha fatto fare una rapina al Banca Sicola di Piazza Trento. No, Puglisi. Io stesso... Chiedo scusa, non ho ascoltato, non ho sentito le ultime cose, Salperi. Quella di Piazza Trento non ho sentito. Sì, con lo stesso Lucio Tusa, sì. Mi organizzò una rapina nella Banca Sicola di Piazza Trento a Catania. Lui era molto amico di un cassiere e il cassiere sapeva che dovevamo fare la rapina, organizzò dei versamenti, lui versava dei soldi, in più il cassiere mi ricordo che disse la giornata giusta. Senta, e i soldi che il Puglisi doveva al Tusa o al Madonia, come ha detto, sa per quale partita di stupefacente? Cocaina era. E quando era stata prelevata al Puglisi, lo sa? Prelevata, di preciso non me lo ricordo. Ma come mai il Puglisi comprava stupefacente dai Tusa o dal Madonia? Diciamo che prima l'ha fatto il pubblico ministero, la invito, non l'ha mai detto, ha detto che era Madonia, non Tusa. Tusa ha detto che ci andava per i soldi, quindi la domanda la formuli correttamente. Ma veramente ha detto attraverso i Tusa. Possiamo richiedere, io ricordo così. Quindi... Saperi, se vuole specificare il Puglisi con chi aveva contatti che lei sa? Allora, il Puglisi l'aveva con il Tusa, il contatto. Il Tusa era, diciamo, il referente del Madonia per lo spaccio della droga a Catania, per la cocaina. Poi con lo stesso Tusa ebbi un colloquio per rifornirmi anche io di droga. Ritornando al discorso di prima, il Piero Puglisi si rivolse al Tusa in quanto già il Campanella
Carletto si riforniva dal Madonia e abbiamo notato che in effetti la cocaina che mandava il Madonia a Carletto era ottima e quindi a sua volta l'ha fatto anche Piero. Poi dopo di Piero lo stavo facendo anche io e già ci eravamo messi d'accordo per 2 kg di droga, tra quali 1 chilo di cocaina e 1 chilo di eroina. Nello stesso tempo, dopo qualche giorno, arrestano allo zio di Tusa, Madonia, Nord Italia, e quella cosa lì finirà. Quando si è verificato questo? Nel 92, se non mi ricordo male. E quella era la prima volta che lei direttamente trattava? Sì, anch'io stavo incominciando a prendere questo rapporto con lui. Mentre che il Campanella si rifornisse sempre da quelle persone, come lo sa? So perché questa cosa girò, che questa roba era di Madonia, e a parte che Lucio mi diceva sempre che andava da Carletto, lo incontrava spesse volte da Carletto e quindi... Dove lo incontrava da Carletto? Dalla Torrifazione Caffè. Senta, per quanto riguarda i Tusa, lei sa se svolgessero qualche attività lavorativa? Sì, loro gestivano un grande negozio di mobili in via Veneto a Catania denominato Caprice Mobile. Lei conosce l'esercizio, il negozio Mobile Cap? Dovrebbe essere quello di Viale Africa di un certo... in questo momento non mi sta venendo il nome, comunque lo conosco. E questo locale sa di chi è? Questo è sempre, la persona non mi sta venendo in mente, lo conosco benissimo, è uno che traffica droga per conto di Madonia. Ma come lo sa? Lo so perché spesse volte ci sono andato sia con Gagnola Vermero e, se non mi ricordo male, anche con Piero Pugliese. Dove si trova esattamente questo Si negozio? trova in Viale Africa, A che altezza? andando dalla stazione verso la Piazza Europa, sulla destra prima di arrivare in Piazza Galatea. Lei per quale ragione vi si è recato? Non mi ricordo chi, si doveva rifornire a Carmelo di droga e anche con Piero. E che fosse una persona che lavorava per conto del Madonia, come lo sa? Lo so perché non mi ricordo ora magari la cosa precisa, lo so perché si sapeva che faceva parte del Madonia. Lei sa in che epoca sono iniziati i rapporti fra il Campanella e il Madonia per lo stupefacente? Tra il 90-91 credo. Lei conosce Chisari Vincenzo? Sì, ho chiamato l'avvocato Chisari. E questa persona? Questa persona, chi è esattamente? L'avvocato Chisari è un costruttore, un imprenditore, uno che vende anche articoli per scarpe correttive e tutte queste cose. Lo stesso mi ha venduto a me, a Piero e a altri cugini di Piero delle case a Sant'Alessio, era molto amico anche di Tuccio Salvatore e quindi questo faceva usura abbastanza alla grande e così ho conosciuto il... Senta, lei sa se vi fossero rapporti fra i Tusa e il Chisari? Fra i Tusa e il Chisari come rapporti... So che Alba Maria, la ragazza di Lucio, lavorava negli uffici dell'avvocato Chisari. Questo come lo sa?
so perché io andavo spesso da Ghisari e incontravo questa ragazza nel suo ufficio, mi faceva di segretaria o qualcosa del genere. Mangion Francesco. Sì. Mangion. Quando l'ha conosciuto? Mangion l'ho conosciuto tra l'82 e l'83. Ricorda l'occasione? L'occasione non me la ricordo precisa, ma in quel periodo appunto siamo stati una volta a pranzo assieme, io, lui e Piero Puglisi nel bar Tandem di Mascalucia. Mangion era libero quando l'ho conosciuto, una volta sono stato a casa sua sempre in quel periodo che lui era libero assieme a Piero Puglisi nella sua casa che aveva nella zona di via Nuova Luce, e poi lo frequentavo, diciamo, ogni tanto parlava di tante. Può ricordare il periodo in cui il Mangion è stato consigliere della famiglia? Guardia, mi ricordo che all'incirca fu tra l'89, 90, 91, questo periodo c'era consigliere. Senta, sa se il Mangion ha ricoperto altre cariche in precedenza? Se mi ricordo male, all'epoca ancora io non ero uomo d'onore, già era, diciamo, qualcuno abbastanza, diciamo, in alto all'organizzazione. Non mi ricordo di che cosa era, non lo so, però era già qualcuno che comandava. Senta, quante volte avrà incontrato il Mangion lei? Ma 10, 12, 15, non mi ricordo di preciso. Ora, in che arco temporale? Ma non continuo, ma spesse volte ogni paio di mesi così lo incontravo. L'ultima volta la ricorda? L'ultima volta lo incontrai nel deposito di Marchese assieme a Tuccio. In che anno? Credo che sia stato 90, 91. Ricorda l'occasione, il motivo per cui si incontrò con il Mangion? Tuccio si doveva incontrare con Mangion, non ricordo il motivo, dobbiamo discutere delle cose e ci siamo incontrati. Io accompagnai il Tuccio in quel deposito. Non prese parte alla discussione? Sì, però non mi ricordo che cosa era. Io ero presente, ma non mi ricordo la discussione qual era. Ricorda invece di aver mai trattato o parlato con il Mangion Francesco di fatti attinenti alla vostra organizzazione? Può ripetere il la domanda? Cioè, lei nelle occasioni in cui ha incontrato il Mangion, ricorda se ha avuto modo di parlare mai di fatti attinenti all'organizzazione? Guarda, io mi ricordo una cosa che lui mi sgridò una volta in quando io, da me viene Enzo Santapaola a cercarmi per ammazzare una persona, uno che vendeva questo all'ingrosso della ditta Gianmarco Venturi sul viale 20 settembre l'abbigliamento, che ora non mi sto ricordando il nome. Questo abitava sulla zona, in collina, sulla zona di Acitrezza, in quella zona. E lui, Enzo, mi disse di organizzarci per ammazzare questo. Io naturalmente pensavo che lui si era messo a posto con l'organizzazione e ci abbiamo perso, diciamo, più di una sera per colpire questo. Questo fortunatamente non si ritirò più di una sera perché era un ragazzo che usciva, diciamo, frequentava discoteche eccetera. E allora io, così per caso, mi ricordo, mi trovai da Mangion e gli dissi appunto che stavamo sbrigandoci questa cosa, e Mangion mi disse: ma chi te l'ha detto? E in effetti diciamo che mi ero messo in difetto perché il Mangion non sapeva niente di questa cosa. Io gli dissi: ma come Enzo, insomma, per dirmelo Enzo, io pensavo che era tutto messo a posto, e allora il Mangion mi disse di non fare niente perché era una cavolata solita di Enzo Santapaola. E questo in che anno si è verificato? Ma credo sia stato nell'86.
Con il Mangion Francesco direttamente lei ha avuto modo mai di trattare per il settore degli stupefacenti? Personalmente no. Mangion Giuseppe, Sì, Mangion Giuseppe sì. quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto un po' di anni fa, sempre vagamente, faceva delle, diciamo, compariva, non tanto, diciamo, stava frequente nell'organizzazione all'inizio, tipo faceva di accompagnatore a Francesco Mangion e questo. Poi l'hanno fatto promotore nel 92 e ancora prima già lui si attivava per la droga e con il gruppo di Piazza Galatea assieme a Monzù, e questo è stato, diciamo, il mio rapporto con Mangion e Giuseppe. Che l'hanno fatto uomo d'onore nel 92, come lo sa? Lo so, sempre detto da Piero che in quel periodo nel 92 hanno fatto, diciamo, un po' di uomini d'onore, infatti guarda c'era lui e altri. Le fu presentato? Sì. Quando? Sempre nel 92, ma non mi ricordo in quale occasione, perché poi anche lui partecipava nelle riunioni dei martedì. Lei ha riferito di aver trattato con il Mangion Giuseppe per quanto riguardava il settore degli stupefacenti. L'ultimo l'abbiamo avuto a Ognina, ci siamo incontrati nella casa del pesce di Ognina, in piazza Mangini Battaglia, e lì abbiamo concordato per 2 kg di cocaina, che poi stavolta lui mi fissò un appuntamento con Monzù e io andai a ritirarla da Monzù. Lei ha avuto modo mai di trattare con il Mangion Giuseppe di fatti diversi dagli stupefacenti e comunque attinenti all'organizzazione? No. Lei sa se vi fossero persone dell'organizzazione del Santa Paola più vicine al Mangion Giuseppe? In che senso più? Che avessero più rapporti con il Mangion Giuseppe? Più persone? A parte, in che senso, si può ripetermi? Le chiedevo se è a sua conoscenza dell'esistenza di persone appartenenti all'organizzazione del Santa Paola che avessero più rapporti con il Mangion Giuseppe. Sì, Mangion Giuseppe gestiva anche come gruppo il gruppo di Campione Andrea, diciamo che lui diceva che era suo cugino, non lo so se era vero, e questo gruppo attivava Giarre e lui quando c'erano dei problemi, diciamo, da discutere, io ne parlavo anche con Pippo Mangion. Sa se si occupasse anche di altro per conto dell'organizzazione, il Mangion? No, non lo so. Lei ha conosciuto i figli di Mangion Francesco? Sì. Chi ha conosciuto? Ho conosciuto Pattarino Francesco, ho conosciuto il figlio Giuseppe, chiamato Enzo Mangion, questi ho conosciuto. In che occasione l'ha conosciuto il figlio chiamato Enzo di Mangion, Allora, che poi si chiama Mangion Giuseppe? Sì, il figlio di Mangion, Enzo, l'ho conosciuto allora una volta. Questo ragazzo frequentava anche Mascalucia, un ragazzo chiamato Tori Knight, che gestiva un biliardo
a Mascalucia. Allora il Mangion ci disse di eliminare questo ragazzo, Mangion chi? Francesco, di eliminare questo in quanto le portava a brutta strada il figlio Enzo, perché le faceva tirare la cocaina. Come si chiama il ragazzo che deve essere eliminato? Giotto Turinait era un ragazzo che aveva questa sala a biliardo e poi fu dichiarato con i custodi questo ragazzo. E in effetti si cercava di prendere questo ragazzo, ci siamo organizzati nella nostra scuderia di Mascalucia di prenderlo vivo, di ammazzarlo dentro un box di un cavallo, e si cercava più di una volta il Mister Bianco, dove lui andava spesse volte in un deposito di abbigliamento. Comunque questo ragazzo non c'è stata mai la possibilità di prenderlo. Poi Enzo lo frequentava quando noi andavamo nelle riunioni che facevamo nel suo ufficio assieme a Decolano, nella zona alle spalle del Corso Sicilia, aveva un ufficio di architettura, e quindi andavamo a fare degli incontri là, degli appuntamenti là, e quindi vedeva lui che lavorava, si salutava e basta, lui non partecipava, diciamo, alle nostre riunioni. In che periodo si tenevano queste riunioni negli Io mi uffici ricordo che andavo in Semilibertà e nell'88 già Aldo faceva appuntamenti là. Nell'88 per quanto tempo? Ma durava, diciamo che si faceva per qualche settimana e poi si saltava, si andava in un altro posto e poi si ritornava nello stesso posto, continuò per qualche annetto sta cosa, anche forse di più. Lei ricorda di affari discussi per conto dell'organizzazione in quegli uffici, affari particolari? Ma quelli precisi non me li ricordo, ma no, là se ne facevano tante discussioni, ma non me ne ricordo di precisi. E Lenzo Mangion era a conoscenza dell'esistenza di queste riunioni in quel... Sì, vabbè, certo che era a conoscenza, lui sapeva che noi facevamo queste riunioni, ci lasciava una stanza libera e noi facevamo riunioni in quella stanza. Vi ha mai preso parte a queste riunioni? In questo posto io ebbi a conoscere Carletto Campanella presentandomi da Aldo Colano come uomo d'onore, e ci siamo presentati là. Chiedo scusa, non ho sentito, forse io mi sono distratto. In questo ufficio... No, ho sentito quest'ultima cosa. Lenzo Mangion è mai stato presente a queste riunioni? Mangion sì, sapeva che noi facevamo queste riunioni. No, ecco, al di là di questo, quando poi vi riunivate così in una stanza messa a disposizione negli uffici, ricorda se era presente o qualche volta fu presente? Nella nostra stanza non stava mai, lui stava di là a lavorare assieme ai suoi architetti, là non lo so che facevano, stava sempre di là, diciamo, non passava mai nella stanza dove noi parlavamo. Lei conosce Barbero Mario? Sì. Chi è Barbero Mario? Barbero Mario era un ragazzo che lavorava vendendo cravatte all'ingrosso a Mestre Bianco, era un mio amico, questo era Barbero Mario. Sa se questa persona si occupasse di attività illecite? Non proprio, era uno, diciamo, che cercava di guadagnare qualcosa, insomma si vendeva qualche tanto qualcosa di droga, faceva qualche passaggio, però diciamo che non proprio era un traffichino, uno che cercava di guadagnare su tutto quello che gli passava davanti. Faceva usura, faceva questo. Sa da chi acquistava
questa droga? Qualche volta da me, qualche volta da Rocco Di Paola, facevamo qualche passaggio assieme, qualche cosa assieme. Ricorda se se abbia mai acquistato da altri il Barbero? Non mi ricordo. L'ha detto questo. Marchese Maurizio lo conosce? No. Aspetta un attimo. Sì. Dov'è? Aspetta un attimo. Chiedo scusa Presidente, un attimino. 4622. Ce l'hai pronto? Marchese Michele. Non c'è la posizione. Sto cercando. Qua. Senta, lei stamane ha parlato di un marchese vicino a Pippo Ercolano, ricorda? Sì. Questa persona chi era? Michele si chiamava. Michele. E allora, il marchese Michele quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto molti anni fa, ma di più diciamo frequentato dall'88. Questa persona era inserita in qualche organizzazione? Sì. In particolare lui era molto vicino a Pippo Ercolano. Sa di cosa si occupasse il marchese Michele? Di questo era uno che faceva sempre, portava ambasciate tra Aldo e il padre. Tra Aldo e il padre? Sì. E quindi non lo so neanche cosa veniva a dire, comunque era uno abbastanza attivo su questa famiglia Ercolano, e stava sempre vicino in particolare al padre di Aldo Ercolano. Lei ha avuto mai a che fare con il marchese Michele per conto dell'organizzazione? Credo di no, non mi ricordo se abbiamo fatto la cosa assieme, non me lo ricordo. Samperi, lei ieri ha fatto riferimento al controllo delle porte dello stadio. Sì.
Sì, lui era presente. Ricorda appunto, può ribadire quali erano le persone che erano addette o comunque che dovevano avere tale compito? Abbiamo fatto che parte li portò Franco Pistone, dove c'era anche lui, il Marchese o l'altro fratello, mi sembra che c'era. Parte li portai io e altri che non mi ricordo, che si sono messi alle porte a gestire questa cosa. L'altro fratello di chi? Chiedo scusa. Del Marchese. E lei sa come si chiama l'altro fratello? No, non mi ricordo. E quest'altro fratello del... Si attivava nel gruppo di Franco Pistone, era nell'organizzazione e faceva parte del gruppo di Franco Pistone, nella zona di Villaggio Sant'Agata. E quindi invece il Michele Marchese era inserito in qualche gruppo in particolare? Guardi, di preciso non so spiegarlo, ma credo che faceva parte anche lui al gruppo di Villaggio Sant'Agata, assieme a Pistone, però era sempre distaccato, diceva che stava sempre sotto Pippo Colà, sempre all'Avinec, fisso là. Di Marciante Filippo le ha già parlato. Marino Agatino lo conosce? Agatino Marino dovrebbe essere un ragazzo vicino a Natale di Emanuele, conosciuto nell'87 in Piazza Lanza, nel carcere di Piazza Lanza. Lui fu arrestato per una rapina compiuta al mercato ortofrutticolo e poi quando uscì lo trovai che si era dichiarato con Natale di Emanuele assieme a un altro ragazzo chiamato Pippuzzo, che non mi ricordo il cognome, che erano detenuti assieme nella stessa stanza, assieme a Mimmo Condorelli alla 57, mi sembra che. Al di là di quelli avuti in carcere, ha avuto altri rapporti con il Marino Agatino? Fuori l'ho incontrato qualche volta, vedevo che andava spesso da Macedo d'Agata, basta, non so altro. Lei sa se il Marino Agatino avesse qualche soprannome? Non mi ricordo. Comunque era chiamato Nuccio, mi sembra. Come? Nuccio mi sembra che era chiamato. No, Agatino. Nuccio? Sì, Nuccio Marino. Marletta Ernesto lo conosce? Sì, Sa se appartenga o meno a qualche organizzazione? sì. La nostra organizzazione faceva il gruppo con Natale di Emanuele. Quando l'ha conosciuto? L'ho conosciuto circa nell'83, 84, 85, in questa data. L'ho conosciuto mentre che io stavo assieme a Franco Lombardo nel deposito del pesce, lui veniva spesso là e noi andavamo spesso nel negozio di vendita di tabuti di Manuele e il fratello. Poi un giorno Aldo ci ha dato un incarico a me e a lui di andare per trovare un appoggio per ammazzare a Mimmo Condorelli, che lui stava nel Toscano, zona Grosseto se non mi sbaglio, e quindi io dovevo sistemare lui con un altro ragazzo chiamato Certolello e che si doveva ammazzare Condorelli. Lui andava a fare delle ispezioni in questo paesino dove Condorelli stava lì, mi sembra con l'allontanamento o qualcosa del genere, una sorveglianza, e assieme in questo paesino c'era anche un palermitano
non mi ricordo come si chiama, e così ho conosciuto il Marletta, diciamo, più intimo. Come mai fu dato l'incarico a lei di... Non lo so, questo mi ha dato a Del Corano e mi disse: vai tu Ernesto e questo ragazzo. Ci siamo incontrati in un posto di un rifornimento di un mio cugino che vendeva benzina sull'autostrada, e così li sistemai in una casa a Roma e loro si appoggiavano a Roma e la mattina partivano per andare in questo paesino a fare dei sopralluoghi per vedere come poterlo ammazzare quando era. Lui al ritorno mi disse che era un po' difficile in quanto in questo paesino c'era un'entrata e un'uscita, non c'era, diciamo, la fuga e il tempo per poter scappare, e in quel periodo non se ne fece niente e poi fu ammazzato lo stesso il Condorelli. Senta, lei sa se il Marletta abbia qualche attività lavorativa? Marletta gestiva una meccanica, un negozio di meccanica della concessionaria Volkswagen. Ricorda in che zona? Zona viale Mario Pisarda, se non mi ricordo male. Marsiglione Francesco? Marsiglione? Non mi ricordo di conoscere. Marsiglione Francesco dovrebbe essere un socio di Franco Salaro. Marsiglione Francesco. Dovrebbe essere uno che vendeva articoli di abbigliamento assieme a Franco Salaro e facevano degli affari assieme. Sa se questa persona fosse o meno inserita in qualche organizzazione? Guardi, stava sempre molto vicino a Salaro, stavano assieme, venivano assieme da Tuccio per reclamare dei soldi che quel palermitano doveva dargli a loro, e Aldo intervenì anche su questa cosa, però non lo vedevo, diciamo, giornalmente assieme a noi comunque. Ma le fu mai presentato? Sì. Fu presentato nel caseificio di Tuccio, che questi venivano spesso per appunto recuperare questi soldi di questo palermitano che loro avevano dato con interesse a questo palermitano. Chiaramente presentato faceva riferimento all'utilizzo normale Sì, del sì. termine. Questo episodio quando si è verificato, Samperi? Questo si è verificato tra l'89 e 90. Marzagalli Attilio? Mazzagalli Attilio dovrebbe essere uno della direzione del club Le Muse, o mi ricordo il presidente o il vicepresidente, perché i club si formano così, uno di loro comunque era. Sa se questa persona avesse o meno rapporti con l'organizzazione vostra? Guardi, era vicino a Costanzeggio, però io non lo vedevo mai attivare, diciamo, assieme a noi come organizzazione. Lei quando l'ha conosciuto il Marzagalli? L'ho conosciuto credo nel 90, se non mi ricordo male. 89-90. Dove? Nel club Le Muse. Ha avuto modo di incontrarlo poi successivamente? No, lo incontravo là, o forse qualche volta nel negozio di liquori che aveva a Costanzeggio in via Diego Scamacca, o là o al club. Lei come mai si recava in quel negozio di liquori? Ma negli ultimi ci andavo perché ci siamo spostati dal via Leonio, come diciamo, per avere un punto fisso di Aldo, del papà di Enzo Santapaolo, di Salvatore,
perché si era state scoperte dalla polizia e quindi c'erano le voci che si facevano delle foto, eccetera. E allora l'appuntamento era diretto in un appartamentino vicino al negozio di Costanzello, che era di proprietà del Costanzello. E quindi si andava da lui e lui, diciamo, ci disegnava dove si doveva andare. A quelle riunioni chi prese parte? Ma io ci andai una sola volta e incontrai Enzo, Santa Paola, Aldo e altri che non mi sto ricordando. Mi ricordo c'era anche il papà di Enzo. Quindi se lo può collocare nel tempo? Il tempo credo che sia successo questo nel 91. Tra il 91 e il 92 ci fu questo spostamento di via Leonio a questa casa. Mascali Angelo lo conosce? Sì. Sa se appartenga o meno a qualche organizzazione? Mascali Angelo è vicino ai Ferrera, faceva parte del gruppo dei Ferrera. Lui e il fratello. Il fratello ricorda come si chiama? Il fratello, uno Angelo e uno Carmelo mi sembra. Anche il padre, il vecchio, faceva parte alle Ferrera, poi diciamo che Mollò era troppo grande, infatti nella guerra dei Ferrera spesse volte l'avevamo come bersaglio, però si diceva di lasciarlo perdere perché ormai era molto anziano e quindi non poteva più attivare, diciamo, e si è perdonato. I fratelli invece sono usciti poi dal carcere, sono stati arrestati sempre per una rapina a Messina, se non ricordo male. Uscendo sono andati a incontrarsi con Aldo e Colano dicendo che loro non interessava più stare con i Ferrera e quindi diciamo che volevano stare con noi per, diciamo, discolparsi che non c'entravano niente, tutto qua. E cos'è avvenuto a seguito di un soprannome chiamati Catina. E a seguito di questo incontro con l'Ercolano come andò a finire? Sì, ci fu detto di non toccarli, che diciamo erano della nostra parte. Da chi le fu detto? Da Decolano, da Carletto, ci fu detto di non toccarli. Senta, lei sa se i fratelli Mascheri di cui ha fatto riferimento siano inseriti in qualche squadra, in qualche gruppo in particolare? Sì, in particolare loro devono andare da Natale di Raimondo e stare là con Natale di Raimondo. Come è a conoscenza di questo particolare? Lo so perché se ne parlava in effetti e poi abbiamo visto che questi ragazzi andavano da Natale, insomma. Come anche i fratelli Ferrera avevano l'ordine di andare da Natale e farsi vedere da Natale spesso e se c'erano dei problemi di rivolgersi a Natale di Raimondo, anche i fratelli Savucci e Francesco. Diciamo che si erano mai sottomessi questi ragazzi perché se no morivano tutti. Senta, lei ha detto il nome del padre l'ha detto? Non mi ricordo il nome del padre, era una persona anziana, non mi sto ricordando. Senta, sa se i fratelli fossero due o fossero di più? Oddio, quelli che conosco io sono due. Uno ha detto, si chiama Angelo, ha detto di conoscerlo, l'altro... Se non mi ricordo male si chiama Carmelo, mi sembra. Può fornire una descrizione di quest'altro fratello? Uno è abbastanza, diciamo, rotondetto e uno fisicamente sono diverse, quindi mi sembra quello che si chiama Carmelo, se non mi ricordo male, è abbastanza rotondetto, non proprio grosso, però più rotondo di Angelo. Che altezza? Altezza bassa, 1,70 circa, non di più comunque, 1,68 di preciso non è che. L'Angelo un po' poco mi sembra più alto di Carmelo. Capelli? Capelli, il Carmelo che dico io non tanti, però li aveva, Angelo di più. Carnagione, colorito? Carnagione è la classica carnagione siciliana, diciamo, sul scuro. Poi
li incontravo nelle coste dei cavalli, e loro anche loro gestivano le scuderie di cavalli. No. Presidente, posso inserirmi un momento? Certo. Io mi devo allontanare perché c'è un incarico peritale dato da questa Corte nell'altro processo. La preghiera sarebbe, ovviamente non credo che si sospenda per questa mia assenza, la preghiera sarebbe che qualora dovessero i pubblici ministeri fare domande su posizioni riguardanti i miei assistiti, che io tornerò al più presto, dico sempre nel pomeriggio ovviamente, magari di sospendere l'esame relativo. Dico, insomma, sovvertire l'ordine non fosse necessario, non dovrebbe esserlo, insomma, dico, perché ho queste esigenze. Penso che non ci debbano essere problemi.